O no? Si vede bene? Sì, diciamo abbiamo questa No. luce che che viene dal cielo, sì. abbiamo un'apertura verso il cielo, quindi giriamo le poltrone? Teniamo, è vero che quella non si può regolare, quella viene dall'alto. Posso vedere se arriva un po' di luce da qua. No. Cambia un po'. Beh, è vero. Chiudono con un pelo meno, regoliamo con quello. No. Un pelo meno. No, non si chiude. No, si chiude. No, è meglio. No, più o meno, sì. No, c'è un... non aprendola completamente. No. Bene, questo è il bello della diretta, work in progress, perché poi in realtà, anche se ormai è un anno che avete aperto una nuova sede, sì, in realtà si lavora sempre per mantenere l'asticello, assolutamente. Anche se poi va un po' più in su, no, ma diciamo tanto meglio. Ma diciamo che la filosofia nei 40 anni di Arnolfo è stato ultimamente il rinnovamento completo, sempre progetti, rinnovarsi e soprattutto diffondere alle nuove leve. Quindi ci sono circa 150 Arnolfini in giro per il mondo. Come ne parliamo sempre, anche in giro per il mondo, diciamo che funziona molto bene. Siamo contenti, infatti il debutto dell'apertura è stata fatta per 2 mesi, tutte le domeniche sere avevamo 5 Arnolfini a cucinare insieme a noi in questa nuova sede che è il contemporaneo, ma direi il contemporaneo toscano rinascimentale, perché Colle Valdezza è un paesino del Rinascimento, perché era fiorentina, e quindi abbiamo assolutamente coinvolto tutti i materiali in chiave contemporanea del nostro territorio per costruire questo nuovo, quindi un po' di orgoglio, perché nel raggio di 50 km abbiamo preso tutte le... Va sottolineato, il cuoco tra l'altro è vivente, è scalpitante. Tra l'altro c'è una conferma, quello che io dico, sì? Ne avevo già parlato col fratello che sta in sala, Giovanni, alle presentazioni nel Video Espresso, chiaramente lo chef non ha tempo chiaramente da fare. Gaetano Trovato è forse l'unico esempio di chef, okay? E executive chef, nel senso che comunque ho 2 aiuti, sì, no, però sei sempre in cucina, nel assolutamente senso, che quindi non è che sei dall'altra parte. Direi che il 95% delle aperture sono coperte dal mio ruolo. Tu hai un executive alle Maldive. Anche alle Maldive, al Four Seasons, vado 2 volte, vado a novembre, che siamo chiusi qui ovviamente, e vado a fine febbraio per il cambio menù, il rinnovamento anche lì. Quindi Four Seasons alle Maldive è un progetto di crescita anche per il gruppo indiano, perché i ragazzi indiani fanno anche 3 o 4 mesi di training qui nella nostra sede, sia in sala che in cucina. Quindi anche lì c'è divulgazione del Made in Italy. Quindi fai coppia con Gagan, che è indiano, e invece lui opera e altre stelle, mi sembra, a Bangkok. Però tornando alla Guida dell'Espresso, dove attendiamo chiaramente la presentazione, dove ci si ritrova poi con i chef, ma anche con i restaurant manager, i direttori. Certo. Ecco, si diceva del fatto che Arnolfo non ha mai preso il cappello d'oro, ma devo dire che è un buon segnale, nel senso che il cappello d'oro si dà un po' alla fine di una carriera, se vogliamo, ma diciamo che però è ancora chiaramente molto valida, mentre qui ancora vi state arrampicando, poi questa nuova sede lo conferma, insomma, quindi che iniziano una nuova epoca. Io dico che sempre le gratificazioni danno una spinta, diciamo una situazione di forza, no? In più, però tali devono rimanere, non bisogna rincorrerle, o tantomeno essere osannati dalle gratificazioni. Quindi per noi il fatto che non ti hanno dato il cappello d'oro, come dire,
non ci avevi neanche fatto caso, insomma, l'avranno dato No, a ma non chi è di dovere, no? No, è chiaro, Tu assolutamente. dici, no, io E vorrei l'uomo- anche il cappello d'oro, No, no? non sono un Ecco, il cappello fanatico. d'oro verrà, Lo speriamo. chissà fra quanti anni a questo punto. Ah, beh, vediamo, ancora, insomma, siamo Siamo agli inizi, questo è il primo Sì, anno di il primo attività anno della di- nuova della nuova sede, sede, fuori sì. le mura di Colle Valdels, se posso Sì, usare questo assolutamente. termine, parcheggio a volontà, quindi non c'è problema. Insomma, Ricariche elettriche anche. Ecco, notavo, Sì, sì. ci sono vari spazi importanti, 2 cucine che poi magari vedremo, una cantina molto... 2 cucine? Sì, 2, una di mise en place e una di servizio, quindi è una cosa molto innovativa, una cucina che è stata realizzata da Walter de Manincor con l'aiuto di un ingegnere del Politecnico di Milano, proprio perché era... La mise en place, quella che noi fotografiamo, la mise en place, cioè, dopo che avete cucinato, preparato. Una volta c'era Escoffier che stava in sala, che cucinava, no? Ultimava in sala. Adesso c'è questa cucina Manico. Sì, ma questa cucina è in sala, quindi ecco. si vede, tutti la possono vedere ed è molto Tu sei proprio... Sì. No, io non ho ancora... Adesso andiamo. Immagino che sia, però adesso andiamo. Siccome non ho visto nulla, ancora foto, infatti No, vediamo. ecco, no. Quindi, è importante. Quindi finché non arrivo io non trapela nulla. Assolutamente ecco, quindi tutti vengono, mangiano, bevono, si divertono, ma non lasciano traccia. Benissimo. Quindi sono indiani? No, perché tu hai degli indiani qui che oggi abbiamo show cooking. Sì, cooking, cioè master class. Cooking class. Sì. E quindi bene, perché in effetti, come insegnano i grandi ristoranti, Hotel de Ville, Crissier, quindi bisogna usare la cucina anche per avere più coperti. Di recente, tutto il gruppo di servizio dell'Hotel di Ville. Ecco, che loro di servizio sanno qualcosa. Molto bravi, hanno rinnovato tutto ora, è bellissimo. Ancora? Sì, è fantastico. C'è stata una svolta incredibile, ma io credo che la ristorazione nel mondo ha questo movimento internazionale, ma un movimento di crescita globale, questo è bello, c'è molto interesse. Bene, parlaci un po' delle proposte, dei menù. Allora, abbiamo noi che già facevi prima. Sì, ecco. Abbiamo 3 menù degustazione, il vegetariano che quest'anno si ispira al cubismo, quindi cubismo vegetale per il menù d'estate 2023, rinascimento contemporaneo per il menù del territorio e arcipelago toscano per quanto riguarda il menù di pesce. Quindi vegetali e carni e pesci del nostro territorio cerchiamo di non uscire dalla nostra regione. Questo è importantissimo. Quindi generalmente sono 5 portate, più ovviamente ci sono delle entrée, delle piccole sorprese durante il percorso che fanno un'esperienza. Ecco, dico, il viaggio è un'esperienza. No, che già si faceva, anzi, certo. Facevi già, anzi, diciamo, se posso permettere, la tua è una cucina estrema che arriva proprio al punto giusto, senza eccedere, quindi è io voglio che il cliente progressiva. Certo, la crescita c'è la suggestione, c'è la cromaticità, c'è l'amaro, il sapido, il dolce, il croccante, ma nello stesso tempo voglio che i nostri ospiti riconoscono gli ingredienti nel piatto, che non siano fatiscenti, ecco, un po' troppo, diciamo, esaltanti o modernizzati all'estremo, senza shock di fumi a base di azoto o di ghiaccio secco, ma una cucinata espressa con i valori attenti soprattutto alle materie prime. Questo sì. Bene, quindi solo percorsi, solo menù o ci sono anche dei piatti della carta? Ci sono 3 menù degustazione e chiunque può estrapolare dai 3 menù i piatti alla carta. Quindi abbiamo sia la situazione
vegetariana, che per gli amici vegani è possibile, togliendo le proteine, diciamo, animali, abbiamo le proteine vegetali e diventa appunto un menù vegano. Per quanto riguarda tutto il contesto, diciamo, della scelta alla carta, ognuno può prendersi, estrapolare dai 3 menù. Diciamo che anche dopo il Da Covid 2 a 3 piatti. da Arnolfo è rimasto così, nel senso che invece molti hanno, come dire, cambiato totalmente, e nei ristoranti stellati Michelin della guida praticamente non c'è più il menù, come la maggior parte, mentre invece quelli con l'assiette, quelli con l'indirizzo, invece ancora, come si dice, qui ce n'è uno anche segnalato, anche San Gimignano. No, qui anche a Colle Valdelsa, che è il Frantoio, dove chiaramente si mangia, non so se ci vai anche tu. Come no? Ma no. Allora, la città, c'è questa differenza, quindi con Arnolfo la cittadina si è animata sia di locali che di movimento, quindi è giusto che uno possa fare un'esperienza gourmet, ma anche ha bisogno del cibo, del territorio, con un'espressione più tranquilla. Io adesso ho detto il Frantoio, ma possiamo dire, come si chiama, Arnolfino, questo nuovo bistrò, che è poi nella vecchia sede, diciamo, da maggio di quest'anno abbiamo aperto Bis Osteria, un'osteria contemporanea italiana. Bis, Bisosteria. No, Bis Osteria. Bis Osteria. Vabbè, come se fosse tutto attaccato, in effetti. È una cosa. No, ti dico che magari sei troppo in cucina e fai benissimo, giustamente, come io sto in redazione, non so poi che è morto Berlusconi, no? L'ho saputo alle 13:30. No, ti do la notizia, visto che sei il Relais Château, poi gran chef, no? Perché è ancora, no? Perché c'era poi il periodo diciamo che Arnolfo fa parte dei ristoranti che entrano solo come ristorante, non come l'albergo, quindi veramente minimo 2 stelle, massimo 3. Ecco, quindi così. Ora ti do una notizia, perché sono arrivate anche le camere, non che non ci siano qui a Colle Valdelsa, cioè sempre, no? Voi siete sempre stati con alcune camere, anche locali. Però c'è la dimora storica. C'è un nuovo Relais Château a Radda in Chianti. Bene. Che si chiama Pieve Aldina. Non lo sapevi. Una cosa tu nuova. Fai parte del Relais Château? Sì, diciamo c'era questa animazione, non so se è già aperto, se hanno appena aperto. Hanno appena aperto. E quindi è una bella novità. Io dico, anche perché i clienti poi fuggono dagli alberghi. Relais Château è una grande famiglia, quindi direi sia per tutti i Relais Château italiani che del mondo, siamo sempre stati molto uniti, e c'è la diffusione dell'ospitalità e della qualità, questo è fondamentale. Bene, e quindi quanti coperti nel nuovo ristorante? Perché 30, 2 stelle Michelin 30. ne sono anche qui in Toscana, no? Sono degli altri, però adesso non è che siano così capienti, mi sembra di ricordare. Qui abbiamo 1000 metri quadrati, quindi spazio ce n'è, però ognuno ha il suo spazio confortevole. Io dico che sono 2 locali da sperimentare sia a pranzo che a cena, perché a pranzo hanno una veduta mozzafiato, a cena un'intimità contemporanea molto bella. Questo è il contesto. Però dopo, se vuoi, facciamo un tour, così vediamo un po' tutto. Anzi, adesso andiamo a vedere finalmente, perché ne abbiamo parlato prima, io sono anni che fotografo i lavori in corso, come no? Avuto un po' di tempo, era tutta bella mostra, questa è una posizione dove spesso poi c'è il semaforo, no? Ecco, quindi c'è sempre la coda qui praticamente. Ecco. Diciamo che siamo contenti perché il progetto è riuscitissimo, è funzionale, ha suscitato molta curiosità in tutto il mondo, ha una bella frequenza, però con numeri molto contenuti, perché vogliamo che resti la determinazione e la qualità che manteniamo da 40 anni. Questo è fondamentale.
Quindi Arnolfo 2023 apre la prossima settimana con il menù d'estate con una nuova versione più fresca, più contemporanea, più rinnovata. Vi aspettiamo. Arrivederci. Ecco qua. Bene.